Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, sul giornale di oggi trovate una di quelle classiche notizie apparentemente minori, apparentemente riguardanti un microcosmo, che in realtà la dicono lunga sul macrocosmo contemporaneo, sulle sue follie ideologiche, sui suoi istinti masochisti. Il luogo di partenza è la Biblioteca Comunale di Milano Lambrate. Attenzione, una biblioteca che appunto fa parte del sistema del comune, con tanto di stemma riportato, che quindi parte del sistema bibliotecario di Milano, il quale aderisce all'AIB, l'Associazione Italiana Biblioteche, cioè una biblioteca comunale che fa parte a tutti gli effetti della rete pubblica delle biblioteche italiane. Ebbene, qui hanno avuto un'interessante idea di prevedere una sezione scelti per voi, sotto la voce Israele e Palestina, narrativa, film e fumetti. Quindi sono i consigli che il personale di questa biblioteca comunale pubblica milanese dà anzitutto ai ragazzi, alle ragazze, agli studenti che la bazzicano. E tra i consigli letterari sottoposti ce n'è uno molto sponsorizzato, ci racconta il giornale, un'opera letteraria che viene descritta come segue. Un'opera che rivela uno, virgolette, sguardo lucido e appassionato. Tu ti figuri, che ne so, Dostoevskij sulla condizione umana, il processo di Kafka, no? Quelle opere mondo che rivelano qualcosa dell'umanità a ogni latitudine. Straordinaria intensità narrativa, e tu ti raffiguri, che ne so, la saga del West di Cormac McCarthy, ma anche solo che ne so, il miglior Stephen King, insomma un maestro, un artista o un maestro comunque di quell'artigianato che può anche essere la scrittura, insomma. E attenzione, chi è questo autore? Cioè questo scrittore che coltiva uno sguardo lucido, appassionato e che suona delle corde di straordinaria intensità narrativa? Signori e signori, Yahya Sinwar, uno dei fondatori di Hamas, uno dei capi macellai di Hamas, spesso il macellaio in capo, ucciso infine dall'esercito israeliano durante la guerra successiva al 7 ottobre, la mente organizzativa del 7 ottobre, colui che era noto anzitutto presso i suoi, cioè presso i galantuomini di Hamas, non gente che in genere si turba, diciamo, particolarmente, come il macellaio di Khan Yunis, per come ha amministrato la giustizia islamica quando ha tiranneggiato la striscia di Gaza, sostanzialmente torturando pubblicamente chiunque si opponesse non solo all'ideologia di Hamas ma al suo potere personale. Il braccio destro dello storico sceicco Yassin, uno dei fondatori e capi spirituali di quella banda nazi-islamica che è Hamas, poi catturato dagli israeliani, nelle carceri israeliane riuscì a uccidere altri 2 detenuti che pensava fossero spie israeliane, tesi peraltro rivelata falsa. Uno dei principali animatori di quella belva sanguinaria che è Hamas, il capo dell'ala militare, colui a cui i mandanti, che sostanzialmente rimandano a quegli ayatollah che per fortuna stanno traballando a Teheran, a cui i mandanti hanno appunto assegnato, appaltato l'organizzazione del macello del 7 ottobre, il pogrom, la caccia, la tortura, la sevizia, l'uccisione, lo sgozzamento dell'ebreo in quanto ebreo. Questo era Yahya Sinwar, ma in questa biblioteca del sistema pubblico di Milano Lambrate diventa uno scrittore consigliato, scelto per voi sotto la voce Israele e Palestina. Immaginiamo che la sua opera letteraria coltivi un equilibrio, indaghi le ragioni di tutti gli attori in gioco, fa ridere solo a dirlo. È come se sotto la sezione Seconda Guerra Mondiale o Olocausto si consigliasse l'opera di un tale Heinrich Himmler. Il libro autobiografico di questa belva si chiama Le spine e il garofano, uscito nel 2024, e sì, la biblioteca comunale di Milano Lambrate ce lo consiglia.
sembra il punto di non ritorno di quel masochismo culturale, di quella resa culturale, di quella sottomissione che caratterizza il dibattito culturale occidentale, soprattutto europeo. Qui non è neanche più sottomissione culturale, si consiglia direttamente l'opera non di un pensatore islamista, non di uno scrittore che per l'ennesima volta mette sul banco degli imputati il colonialismo occidentale, no, proprio uno degli sgozzatori sul campo, anzi il capo degli sgozzatori sul campo. Il macellaio di Khan Yunis diventa uno scrittore che manifesta una straordinaria intensità narrativa. Mi piacerebbe conoscerlo, chi ha messo l'opera di Yahya Sinvar tra quelle consigliate al pubblico.